Allora, abbiamo veramente 2 minuti a disposizione, per cui non ce la facciamo a continuare il discorso, lo approfondiremo ancora. Ripartendo, c'è una telefonata tra le altre cose a cui prego la massima brevità. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, prego, dica velocissimo perché siamo in chiusura. L'unica cosa che volevo, un saluto anche lei, sindaco Grazie. che mi conosce un po', e niente, un'osservazione solo, quello che indigna le persone è vedere, io abito vicino a casa a Colori, quello che indigna le persone è vedere la gente che ne fa un tubo da mattina alla sera. Cioè io dico, con tutta questa erba da tagliare, da fare, la gente, cioè vedere almeno sta gente a lavorare, a fare qualcosa, aiuterebbe a integrarli sinceramente, cioè ci vuole una roba talmente semplice che non capisco per quale motivo nessuno ha mai pensato a per dargli un tagliaerba o qualcosa in mano alla gente. Viviamo in un posto turistico, diciamo, e abbiamo l'erba alta 1,5 metri, cioè, voglio dire, ma questa gente che è lì che parla, io capisco, ma ci vuole un'ordinanza, io non so, per far fare una cosa così semplice, dargli in mano a questa gente che io li vedo telefonino, cappellino, fighi, jeans, è allucinante, cioè rendiamoci conto che è allucinante. Chiarissimo. Perché questa gente qua, come diceva lei, nei giardinetti vicino a casa nostra, che i bambini che scolazzano, cioè adesso chiudo perché vi capisco, sono un po' anche così, diciamo, emozionato se vogliamo chiamarla, però onestamente cioè, è il minimo, cioè, ci vuole, dobbiamo aspettare a Roma per dire a questa gente prendi un tagliaerba e pulisci. Cioè, chiaro, adesso giriamo abito vicino all'asino e c'è l'erba alta 1,5 metri. Chiaro. Dobbiamo aspettare l'azienda specializzata. Grazie molto del suo intervento. No, è chiarissimo, io devo purtroppo non posso continuare a dare la parola perché siamo in chiusura. Dammi una risposta. No, dopo lo dico. Secondo voi è possibile ai nulla facenti dare un'occupazione almeno per gratificare? Cioè, la realtà è questa, che se si vuole si può, è sempre il solito concetto, è sempre il solito ragionamento. E sarebbe giusto, e sarebbe un'apertura anche, che chi sta lì tutto il giorno, come si dice tante volte, ragazzotti di 30 anni, che voglio dire sono belli, sani e forti, che si diano da fare. Un'ordinanza, diceva del sindaco, può intervenire? Ma no, è la Bossi-Fini che lo impedisce. Ma adesso c'è una legge, ci sono sempre delle leggi che non possono. Non si può per legge? Per legge non che non ci sia la cattiva volontà. La Bossi-Fini dice che richiedenti asilo per i primi 180 giorni da quando ha fatto la domanda di protezione internazionale, la Bossi-Fini non può assolutamente svolgere alcuna attività lavorativa, neanche essere assicurato INAIL. Ma quella è sociale, si fa una cosa di volontariato semplice, pulito, come ci sono i nonni che vanno a raccogliere le carte negli argini, lo fanno per volontariato. Noi speriamo allora che Padova lo faccia. Prendiamo questa come giusta proposta. Padova è stanca di decisioni prese dall'alto. Questa è la realtà dei fatti. Vogliono arrivare addirittura a requisire le case private dei cittadini, ma di cosa stiamo parlando? Incapaci di saper gestire le cose, arrivano a pensare di fare questa cosa qua. Luciani, fermo là perché è stata una battuta, poi siamo in chiusura. Velocissima, visto che c'è questa disponibilità al volontariato che il Comune di Padova vuole portare tra coloro che sono in uno status di profugo, noi lo appoggeremo vedendo se naturalmente Padova riesce a cogliere queste persone ed avviarle a un percorso di inserimento. Anche il volontariato è un percorso di inserimento. Vera cosa è che oggi purtroppo la si agita solo politicamente. Se Padova vuole accoglierli lo faccia, le strutture ci sono, gli altri comuni assumeranno anche loro responsabilmente questo compito come hanno sempre fatto, naturalmente secondo le proporzioni, è stato un grande impegno secondo le proporzioni dei comuni. Ma Padova ha sempre dato la sua parte. Se adesso diciamo che vogliamo anche far lavorare queste persone nel volontariato, ben venga, Padova si faccia portatrice di questo progetto, lo seguiremo tutti. Se invece vogliamo dire no solo perché siamo sotto scadenza, mi dispiace, in questo non ci cadiamo, perché purtroppo alla fine qualcuno deve ospitare queste persone, perché siamo per l'ospitalità. Solo una battuta, allora invece di continuare a scaricare il barile, che i comuni si facciano protagonisti del coordinamento di tutta questa miriade di privato sociale perché che Bitonci voglia o non voglia, a Padova arrivano lo stesso, ci sono le cooperative sociali, io dico il Manildo per Treviso, Manildo ha detto stop, Variati ha detto stop, perché le prefetture in mancanza di un dialogo con l'ente locale agiscono e fanno gli accordi direttamente con le cooperative sociali che non requisiscono niente, affittano un appartamento e ci mettono dentro le persone e ricevono i 35 euro al giorno. Allora la cosa che io mi sono permesso un po' di polemica con l'amico leghista,
ma o gli enti locali, invece di continuare a dire ragazzotti di qua, ragazzi, si rimboccano le maniche, si mettono a capo di questo processo e lo coordinano, non lo invece di lasciarlo sparpagliato sul territorio, ci si divide tra tutti l'onere e poi qualcuno andrà in Libia a fermarli prima che arrivino sulle coste. Ma si deve fare altrettanto però con i cittadini padovani e italiani che sono in difficoltà, però questa è la realtà. Lo si deve fare altrettanto. Io invito anche le cooperative di solidarietà a creare accoglienza anche per i cittadini nostri che sono senza un lavoro. Non ti preoccupare, allora fermila, eppure ce n'è di gente che dorme in macchina, ce n'è di gente. Non siamo razzisti. Fermila, va bene. Allora, detto questo, ci sarebbe naturalmente tanto da dire, abbiamo letto anche i messaggi, i timori dei cittadini, le proteste da parte di chi ha bisogno anche nel nostro territorio ed è nazionale, proprio il territorio nazionale italiano ed è italiano. Vedremo come si possono dare le risposte e intanto buona continuità. Io vi aspetto naturalmente questa sera alle ore 21, parleremo di sanità in Veneto. Grazie ai nostri ospiti, buon lavoro a tutti quanti, buon proseguimento a voi.